different light. New day, same fight. How it comes, how it goes. One's on top, one's that know, but they forgot, they forgot, they forgot. And you bury a seed, it grows. I know it. I know, I know, I know it. I know, I know we will overcome. A rose is a rose is a rose. Rose. It's a rose. It's a rose is a rose is a rose. Rose. It's a rose. It's a rose. A rose is a rose is a rose. Flower in the ground and growing, growing. It's a rose. It's a rose. How it comes, how it goes. Different names, still a rose. We grew up, we grew tall. We knew then, we know now. What they forgot, they forgot. When you bury a seed, it grows. I know it. I know. Io, tu, sì, le rose. No, scherzi a parte, cioè, non è una battuta quella che sto provando a comunicare. So che può sembrarti assurdo perché nessuno ha mai fatto un ragionamento del genere, però ti garantisco che quasi non riesco più a lavorare perché sono tutto il giorno che mangio, cioè non ho più tempo di fare altro. Ad esempio, stamattina mi sono svegliato, ho fatto sto gran quintale di colazione, mi sono fatto 30 km in bici per andare a pagare il dentista. Ovviamente mi sono fermato al supermercato perché il triangolino a mele e a pizzetta, poi sono ritornato qui a casa e mi sono fatto da mangiare. Ho finito adesso perché era una tortura pazzesca, perché non era proprio fame, cioè sai quando stai male che hai fame, no, però era insoddisfazione, no? Un po' come quando impitoni, no? E arrivi al momento che no, invece finisce e cioè ok, più o meno è così il discorso del mangiare, cioè che non riesci a avere la soddisfazione, il senso di pienezza, di appagamento quando hai finito di mangiare, no? E allora ho iniziato a mangiare mandorle, pistacchi, bagigi. Attenzione, Le Puntine del Mondo non è un canale omosessuale. I bagigi, infatti, in Veneto, i bagigi, i baciri, gli arachidi. Niente, c'ho ancora sto senso di fame, devo lavorare nel senso che ho da fare un lavoro, poi un appuntamento telefonico, poi devo passare da un cliente e il sol magna e ore. Tu mi dirai, Singano, e ora perché te metti a far video, scusa? Giusta osservazione. E noterai, chi mi segue, che mi sono, vabbè, ma forse anche diviso, capirai che mi sono abbastanza allargato. Magari al momento non sono ancora ciccione, però chi mi conosce, soprattutto chi mi conosce di persona, sa che io ero realmente anoressico, non era un modo di dire, io ero proprio anoressico. Per 2 volte in vita mia sono stato anoressico, questo perché se non faccio attività fisica non mangio, poi fumavo eccetera eccetera, quindi passare da anoressico a questo stato che io vedo come ciccione, ti garantisco che c'è stato un ingrossamento fora maniera, tipo più o meno cotegà e gomme sgonfie e ti mandi a 7 atmosfere, qua te ga un Singano a 7-8 atmosfere. Ok Singano, il senso di questo discorso esponicelo. Ma Gigi? E ora mi capirà la gente che quando mi dice Madonna Singano, te ga una dinetta enorme! La dinetta sarebbe il tavolino e le sedie dei camper. E io la guardo e dico boh, CP, raccontiamo che hai avuto la caccarella? Non lo so, può essere una cosa secondo te interessante da dire? No, non so. I bau! I bau! I bau! Bau! Il bau! Dimmi, hai visto? Dimmi, cosa? Hai visto il bau? Com'era? Un bau? Hai raccontato, che a me viene sempre da stritolarti, però ho sempre paura di romperti. Ah, è vero che sei un cane massiccio te, sei massiccio!
massiccio, questo cane è massiccio, però ah, perché poi pensi sempre a quando non ci saranno più, no? E allora te li spupazzi sempre, no, vero Emi? Singano vive così. Ah, con sto CP, fino a quando era cucciola, io ho pensato, no, per portare sfiga, che un giorno non ci sarà più. Allora, pensando sempre che i cani non ci saranno più, che un giorno tutte ste robe finiranno, allora... Ah, gatto! Te le vivi in maniera diversa? Vuoi un po' Italia? Questo CP ci sono le pappe di Emi, le pappe di Emi. Cara, che buone le papine, che buone le papine. Buongiorno Italia. Guarda che buone le pape di Emi. Guarda che buone le pape di Emi. Ma quanto non ci piacciono ste pape? Le pape di Emi. Quanto non ci piacciono le pape di Emi. Pape. Sì, cara, brava. Voto del CP, com'è? Ah, ebbene, guarda. Ah, il voto del CP. Com'è il voto del CP? È buono. Ah, guarda com'è buono, guarda. Vediamo. C'è stato di meglio, come mai? Forse non sta sufficientemente apprezzando sto cane. Sì che gli ho dato un cadavere di vacca con tutti i tocchi, cuore, budea, tutto quanto, riso integrale come sempre e olio di oliva extravergine, tra l'altro, non l'olio quel puttanier. 22,46 € di GPL. Menga, signor tenente. Oggi è venerdì. L'altro pieno di gas GPL da 10,53 € l'ho fatto il 15 gennaio. Il 15 gennaio era venerdì. Pertanto apriamo la mia bellissima calcolatrice e facciamo 22,46 precisamente diviso 7, che sono i giorni precisi che sono passati dall'ultimo pieno di GPL, che è sempre stato un venerdì pomeriggio. Beh dai, pensavo molto di più. No, la media è sempre quella. È bellissimo Pulmin. Che ci siano meno 10 gradi o che ci siano 7-8 gradi è uguale, consuma uguale, il riscaldamento consuma uguale, è la stessa cosa. Io ho sempre avuto la media dei 3,20 €, per carità non è solo riscaldamento dell'Alde che fa tutto, fa i termi, fa l'acqua calda sempre, fa tutto, ma è anche il frigorifero che è enorme, col congelatore enorme, i fornelli ovviamente perché io cucino pranzo, cena, colazione, in più mi faccio un disastro di tisane, quindi i fornelli effettivamente lavorano se non il triplo almeno il doppio in più rispetto a una persona normale, e ogni tanto o per tirar su le batterie un attimo o per utilizzare il forno a microonde mi accendo il generatore. Eccolo.
Sigari!